È ancora incredulo Alessandro Bolis, sindaco di Carmignano, che si è visto inserire a sorpresa nell'elenco del Contest World Mayor 2020-2021, un prestigioso premio americano che segnala i migliori primi cittadini di tutto il mondo. Bolis è stato nominato insieme a 55 sindaci di 27 paesi sparsi nel globo, tra cui solo 7 in Italia, con Roma, Milano, Bergamo, e anche Antonella Argenti, sindaco di Villa del Conte, a gareggiare assieme quasi senza saperlo. Il premio si riferisce alle azioni anti-Covid e post-Covid, si legge nello statuto, per quei sindaci che hanno servito i loro concittadini con integrità, coraggio e diligenza. Innanzitutto è stata una scoperta, una sorpresa strana, perché ero, ripeto, in vacanza e mi hanno chiamato e detto, abbiamo visto, guardando, spulciando sui siti, eccetera, abbiamo visto questa cosa, è attendibile, e io subito ho detto, guarda, verifico, faccio 2 verifiche, eccetera, poi ho visto alla fine, insomma, che è una cosa seria, di cui, insomma, un po' sono anche orgoglioso. Il merito non va tutto a me, ci dice ancora il sindaco, ma chi collabora e chi lo ha preceduto? Ma quali possono essere state quelle azioni che lo hanno visto includere nella lista dei candidati al premio? Sicuramente mettere al centro la persona rispetto a tutte le azioni che il Comune può mettere in atto. La persona è l'elemento essenziale della gestione, dell'organizzazione, della programmazione di questo ente locale. Molte le iniziative adottate, oltre ai 400.000 euro stanziati dal Comune a favore dei 7.800 abitanti durante e post-Covid. E un'ultima curiosità. Voglioso di capire chi ha voluto, insomma, dare il là a questa possibilità anche per questo territorio. Cercherò e cercheremo di fare il massimo per arrivare ovviamente primi, però insomma già è tanto quello di essere candidati a un prestigioso premio come questo.